7-8 ore continuo a buttare su morti e buttarli dentro, e con l'odore che c'era e con il fuoco che faceva, era quasi, diciamo, non dico, ma sarà stato a quasi 200 gradi. No, e quindi avevo sempre la testa, il mal di testa, pensavo che mi scoppiasse la testa e si doveva fare, e guai se non si faceva, perché era là la guardia che ci guardava e ogni tanto se non si faceva quel che diceva ci sparava. Mancherà a tutti Enrico Vanzini, l'ultimo italiano appartenente al Sonderkommando, testimone dell'orrore della Shoah. Per anni, instancabilmente, ha portato la sua testimonianza nelle biblioteche, nelle scuole, nei tanti incontri pubblici durante i quali ha avuto la forza di raccontare gli orrori vissuti nel campo di concentramento di Dachau. Vedevo tanti giovani che si buttavano sulla rete perché non erano più capaci di sopportare questa vita e allora si buttavano sulla rete, che c'era 1000 volt di elettricità e dopo ci mandavano a tirarli via e io dicevo sempre: ma perché devo buttare via la vita? Un domani può darsi che cambi. Enrico Vanzini era il prigioniero numero 123.343, assegnato alla baracca 8 nella sezione dei detenuti lavoratori. Fu costretto a lavorare nelle camere a gas e nei forni crematori. Sopravvisse alla fame, al trattamento disumano, alle epidemie, alla sete e al gelo dell'inverno, ma sopravvisse soprattutto alla visione mostruosa delle persone gettate nei forni. Il 29 aprile del 1945 il campo di Dachau fu liberato. Quando tornò a casa pesava appena 29 kg, neppure sua madre lo riconobbe. Ha detto: voglio vedere che peso hai. No, e mi ha detto: mamma mia, neanche 30 kg. E infatti mia mamma, no, lei era là e gli ho detto: mamma, vieni, no, vedi che sono arrivato, vedi che il Signore mi ha dato la gioia di potervi vedere ancora. E lei mi ha detto: ma chi sei? Ma io non ti conosco mica. Tenne l'orrore del campo di concentramento nascosto nel suo cuore fino al 2005. Dopo 60 anni di silenzio, decise di raccontare ciò che aveva visto e vissuto. Molti comuni in questi anni gli hanno conferito la cittadinanza onoraria. Nel 2013 fu insignito dal Presidente della Repubblica della medaglia d'onore dedicata ai cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti. Enrico Vanzini si è spento a 102 anni. La morte si è portata via il suo corpo, ma la sua testimonianza rimarrà viva per sempre. La sua memoria è diventata patrimonio indelebile di tutti noi. Speriamo che non succeda più quello che io ho passato e sofferto in circa 8 mesi a Dachau.